Una festa per la madre dei volontari, per ricordare Suor Elena Mattiucci. Il piazzale Suor Elena Mattiucci di Via Vicenne a Sora, dinanzi la chiesa Madre del Buon Consiglio, ha ospitato giovedì 29 maggio un'iniziativa proprio al ricordo di Suor Elena Mattiucci, nel 20° anniversario della sua scomparsa e nel 10° anniversario dell'intitolazione del piazzale proprio alla sua memoria, come la madre dei volontari. Un momento di preghiera si è tenuto nella chiesa Madre del Buon Consiglio, con la recita del Santo Rosario e la Santa Messa ufficiata da padre Felice Calò, seguita poi da un momento di condivisione con l'intera città, le istituzioni locali, provinciali e regionali, i rappresentanti delle comunità religiose, i familiari di Suor Elena Mattiucci e tanti volontari. Oggi è una bellissima manifestazione che va a celebrare la memoria di Suor Elena Mattiucci a 10 anni dall'intitolazione di questo piazzale, a 20 anni dalla sua scomparsa. Credo che Suor Elena abbia scritto una delle pagine più radiose, più luminose della storia della nostra comunità, della città di Sora. Una donna che giovanissima parte per andare come missionaria in Africa, aiutare gli ultimi, quindi aiutare tante persone. Ecco, sicuramente la sua testimonianza nel suo cammino terreno ci impone a riflettere sull'importanza, ecco, di tendere la mano verso gli ultimi, di aiutare chi ne ha bisogno e quindi riflettere sull'importanza della vita. Io penso che la valorizzazione di queste pratiche buone, ottime e soprattutto questi esempi che una cittadina del Lazio ha dato per portare appunto un supporto alle popolazioni in difficoltà sia l'unico elemento che oggi noi dobbiamo tutti valorizzare, e quindi grazie all'attività del comitato, del quartiere, l'impegno civico da parte dell'intera amministrazione e delle altre istituzioni, oggi abbiamo secondo me valorizzato un modello e una figura che deve essere portato secondo me a conoscenza delle istituzioni anche regionali, quindi farò portavoce magari di incontrarci in regione, di diciamo, perché no, pensare di fare una manifestazione a livello regionale nella regione Lazio per portare veramente l'esempio che questa nostra concittadina ha fatto negli anni e soprattutto quello che lei ha dato per gli altri. È l'unico esempio che i giovani devono seguire. L'iniziativa è stata voluta per ricordare l'impegno di Suor Elena, missionaria sorana della Congregazione del Divin Salvatore, che per circa 40 anni ha svolto la sua opera in Tanzania, e nell'occasione è stata scoperta una targa che ricorda la storia di Suor Elena, una donna, una suora, una predicatrice del Vangelo. Una giornata di festa con l'intera comunità, organizzata da Massimo Di Ruscio in sinergia con tante associazioni del territorio ed in particolare l'associazione culturale no profit Iniziativa Donne, che ogni giorno si impegna a promuovere la cultura del rispetto e la difesa delle donne. Un anniversario, il 10° anniversario a Suor Elena Mattiucci, e poi oltre al gruppo di preghiera di Padre Pio che stanno pregando, mezz'ora dedicata solo alla preghiera, e subito dopo saremo qui presenti io come volontario e Enrica dell'Associazione Iniziativa Donne, che mi ha dato una grandissima mano, e questo lo devo sottolineare, anche perché se non fosse stata lei 10 anni fa l'intitolazione a questa piazza non sarebbe mai avvenuta. Io è inutile che mi prolungo, tanto a me mi seguite per i social, io vi ringrazio per il calore che mi state dimostrando. Suor Elena è stata una donna semplice, è nata qui dietro casa mia, ecco perché poi abbiamo trovato il luogo adatto, perché lei frequentava pure qua. Suor Elena ha dedicato più di 38 anni nel continente africano, Tanzania eccetera eccetera, e ha fatto tantissimo, tantissimo per gli altri. E questo si sta perdendo adesso. Magari tanta gente mi dice ma te chi te lo fa fare? Non lo so, sarà la fede, sarà la cosa, però io avendo conosciuto Suor Elena mi avrà trasmesso qualcosa di unico, e ringrazio Dio che ho avuto l'onore di conoscerla. Io posso aggiungere una cosa, come ho sempre detto, Suor Elena ad oggi per me è la madre dei volontari. Innanzitutto voglio ringraziare una persona che un anno fa mi ha detto guarda che mia zia farà il 10° anno qui dall'intitolazione della piazza, e questa persona adesso non sarà presente con noi ma c'è la moglie.
e Adriano Mantova. Ringrazio anche la moglie Francesca Mantova e la famiglia. Poi voglio ringraziare tutte le autorità presenti, sia civili, politiche e religiose. Grande la soddisfazione a 10 anni dall'intitolazione di questo piazzale. Noi siamo soci dell'Associazione Nazionale Toponomastica Femminile ed è costante il nostro impegno a presentare ai comuni del nostro territorio proposte per intitolare strade, piazze, viali a figure femminili, visto che la percentuale presente sui territori è sempre troppo bassa. Durante la manifestazione, il primo cittadino di Sora, Luca Di Stefano, ha voluto consegnare un riconoscimento a Massimo Di Ruscio per l'impegno a servizio della comunità cittadina.